Un riconoscimento importante da parte del primo cittadino che arriva dopo tanti obiettivi e traguardi che lei ha ben raggiunto, rappresentando anche Agrigento non solo nella nostra Sicilia ma anche più avanti. Sì, questo è il mio 22esimo premio alla carriera, un premio che ha un grandissimo valore aggiunto perché è il premio che mi è stato dato dalla mia terra, dalla mia città. Io ringrazio il sindaco per avermi dato l'onore di questo premio. Per me è sicuramente qualcosa di forte perché arriva in un momento difficile, un momento in cui c'è tanto bisogno di sostegno e questo per me è un premio che ha il valore di qualcosa che voglio condividere con tutte le persone che in questo momento sono in difficoltà per tanti motivi. Io ringrazio il signor Sindaco, ringrazio l'amministrazione comunale e dedico questo premio a tutte le persone per bene che ad Agrigento sono in tante, siamo in tanti. Un ringraziamento particolare per questo premio va al mio allenatore Emanuele Serafin e a un'altra persona che per me è molto cara e mi è stato vicino in momenti difficili, che è il questore Maurizio Riemma. Io volevo ringraziare tutte le persone che mi sono sempre vicine, i miei amici, le persone che si allenano con me e spero che questo premio sia in nome di tutti gli sportivi della mia città che possano andare avanti così come sono riuscita ad andare io. Grazie a tutti. Nonostante le difficoltà che lei ha avuto nell'allenamento, spesso usava anche la spiaggia di San Leone per allenarsi, perché ad Agrigento non ci sono le carenze, ma c'è l'impegno e la promessa del sindaco a poter ovviare a questa carenza. Io credo che lo sport sia uno stile di vita, credo che lo sport fortifichi chiunque e sia anche un diritto, per cui io ho già parlato col dottor Miccichè, con il nostro caro sindaco, so che c'è in itinere un programma ricco per quanto riguarda lo sport agrigentino, abbiamo parlato di un'eventuale possibilità di allenarsi all'Esseneto, ne parleremo in seguito, ma io so che conoscendo, per me lo chiamo Franco, il dottore Miccichè, perché prima di tutto è una cara persona, un caro amico, una persona che stimo. Io so che lui si impegnerà a ricostruire quello che è la città di Empedocle, riportare agli albori lo sport agrigentino, che sicuramente è fatto di grandi campioni e io questo lo dedico a tutti i futuri campioni di questa terra. Questa sera ho invitato qui al Palazzo di Città la nostra atleta Giussi Parolino, anche imprenditrice. È un vanto per noi agrigentini avere queste figure di cotanto spessore. Giussi è una grandissima sportiva e, come ho detto poco fa, anche se non è più in età giovanissima, ma l'ultimo successo l'ha ottenuto 2 mesi fa ad Arezzo, il 10 ottobre, con un'altra medaglia d'oro, quindi questa si va a sommare alle altre che lei già ha ricevuto nel passato. Un grande impegno sportivo, un grande impegno anche come donna imprenditrice. Già sin da quando aveva 25 anni, come giustamente l'ha detta, si è trovata catapultata nel mondo del lavoro, un lavoro importantissimo, difficile, ed è riuscita a gomitare, grazie alla sua esperienza, al suo buonsenso, alle sue capacità professionali, ad arrivare fino dove è arrivata oggi. Io sono sentito in dovere di invitarla, sono lusingato di averla qui accanto a me stasera. Lui ha raccolto traguardi, sicuramente ha raggiunto traguardi importanti, nonostante la precarietà degli impianti sportivi ad Agrigento. Penso che è un problema che anche questo si potrà affrontare, Sindaco. Sicuramente questo è un input per me, e poco fa ne parlavo anche con Giussi, di cambiare rotta, come dico sempre io, di cercare di sfruttare al meglio gli impianti sportivi per quelli che ci sono, per quelli che dovranno essere ristrutturati, per poter dare appunto ad atleti di tanto spessore di potersi allenare più volte alla settimana.